Pronti via, parte la corsa per le regionali 2015. Il Partito Democratico si scalda con le primarie, nemmeno il tempo di dirlo che è già al rush finale. Entro il 17 novembre i tre candidati, Alessandra Moretti, Simonetta Rubinato e Antonino Pipitone, devono portare una dote di 4.000 firme. Pochi giorni, il tempo stringe, manca una settimana, poi chi c'è, chi è fuori. Eppure per i bookmakers della politica non ci sono dubbi. Alessandra Moretti è la più fotogenica, la più cliccata sul web, è la più cercata dai flash, la sua immagine è la più trasmessa nell'etere televisivo nazionale. In altre parole, non c'è bisogno di un astrologo per prevedere che è lei la favorita dai pronostici. Anche lei lo sa, ma non perde tempo e inizia la campagna elettorale sotto il segno di Venere, le donne. Va a pranzo con le amministratrici di Piove di Sacco, poi interviene nel Centro Veneto Progetti Donna di Padova. Noi abbiamo giovani amministratori, donne impegnate a governare città importanti, paesi di questa regione e dobbiamo cercare di ascoltare le loro istanze per capire dove possiamo migliorare, dove vogliamo portare il Veneto. Inizia qui la campagna elettorale made in Alessandra Moretti. Il pranzo con le amministratrici di Piove di Sacco è l'occasione per raccogliere idee, proposte, istanze e magari anche qualche firma. Poi interviene all'incontro con il Centro Veneto Progetti Donna, dove affronta il tema della violenza sul web, di cui racconta è lei stessa una vittima. Noi siamo oggetto tutti i giorni di minacce, insulti, denigrazioni, offese sul web. Ovunque, guardate, se aprite la mia pagina Facebook voi prenderete paura. E non abbastanza perché non vi faccio vedere i messaggi privati, minacce di morte, cose terribili. Ed è proprio contro la violenza sulle donne e sui minori che Alessandra Moretti si scatena. È qui che cerca di infilzare il governatore veneto Luca Zaia. Ritengo che non si sia mai fatto abbastanza, che dalla scuola a questi settori, come dire, di nicchia, se volete, del sociale, abbiamo pagato prezzi altissimi, che l'investimento che la Regione Veneto fa su questo settore è a dir poco vergognoso, perché neanche una città capoluogo probabilmente investe così poco. Tra l'altro mi risulta risorse sottratte ad un altro capitolo dedicato ai minori maltrattati, per cui siamo sempre là. Alessandra Moretti esordisce sulla scena della campagna elettorale così, lanciando il guanto di sfida agli altri candidati alle primarie e al governatore veneto Luca Zaia, e lo fa scommettendo sulle donne e puntando sulla solidarietà femminile. Ho voluto proprio partire da qua, quindi l'attenzione alle donne impegnate per altre donne, perché secondo me la solidarietà femminile è una delle rappresenta insomma la spina dorsale